Dal 15 luglio al 17 agosto a Terrazza Mare a Lignano Sabbiadoro si terrà la mostra Il volto del cinema nell'ambito della rassegna Friuli Venezia Giulia Fotografia. Nel corso degli anni il CRAF ha arricchito la propria raccolta di fotografie dedicate al cinema. Tra i primi ritratti di autori che conserva ed ora espone ci sono quelli realizzati da Giovanni Battista Asciutto di Farabola della Cines di Roma. Agli anni 50 risalgono le fotografie di Carlo Cisventi, Charlie Chaplin in Italia, e allo stesso periodo, il decennio seguente, appartengono quelle di Eric Lessing per Moby Dick e Zorba il Greco. Di Mario De Biasi il CRAF invece conserva le opere donate dalla figlia, Federico Fellini e Giulietta Masina sul Canal Grande, Brigitte Bardot al Lido, e inoltre di Pierluigi Praturlon possiede una delle più famose immagini icona del cinema italiano, Anita Ekberg, che per le riprese della Dolce Vita si immerge nelle acque della Fontana di Trevi. Dell'ultima parte del Novecento sono presentati gli scatti di Evaristo Fuser, Franco Fontana, con ritratti di Nino Manfredi, Valentina Cortese, Giuliano Borghesan, che ha fotografato Catherine Deneuve, Raymond Depardon, Giampaolo Barbieri, che ha ritratto Monica Bellucci, Emilio Tini, con ritratti di Asia Argento, Cristiana Capotondi, Valeria Solarino e Violante Placido. Siamo qui a Palazzo Tadea, nella sede dell'archivio fotografico del CRAF, con il coordinatore del CRAF Walter Liva e il curatore della mostra Il volto del cinema. Come si inserisce questa mostra nel programma della rassegna Friuli Venezia Giulia Fotografia? Quest'anno il CRAF ha voluto predisporre una rassegna espositiva in grado di toccare punti alti della cultura fotografica e dell'immagine. In questo senso, accanto alla mostra ad esempio di Gabriele Basilico a San Vito, di Letizia Battaglia di Mattia Balsamini a Spilimbergo, delle donne fotografe a Udine, a Lignano presenteremo Il volto del cinema, una mostra rappresentativa di una selezione direi ampia perché raggiunge le 100 fotografie delle eccellenze raccolte nei nostri archivi nel corso degli anni. Eccellenze che riguardano la storia del cinema, la storia degli attori che hanno caratterizzato questa epopea della rappresentazione visiva e eccellenze ormai direi introvabili dal punto di vista storico come i primi ritratti che risalgono all'inizio del Novecento e nei quali si vedono attori, personaggi, gli stessi fratelli Lumière che hanno segnato questa via. La mostra presenta quindi le grandi epopee del neorealismo cinematografico con i registi come Antonioni, Fellini, De Sica e i grandi attori Mastroianni, Sofia Loren e quanti hanno caratterizzato questa epopea, ma presenta anche fotografie realizzate dagli stessi personaggi che hanno fatto la storia del cinema, tra cui non è possibile non ricordare William Klein, che di Fellini è stato assistente, lo stesso Michelangelo Antonioni e i registi Abbas Kiarostami e Alberto Lattuada, il quale donò a Crocenzi sue fotografie.